Eccomi qua, che piacere essere qui a presentare, a dare il via alla 15ª edizione di Mille Voci, questa trasmissione di cantanti e musica di qualità. Io vorrei ringraziare il patron nonché regista di questa trasmissione, Gianni Turco, perché mi ha scelto per presentare anche questa edizione. A proposito, Gianni, scusami, io mi sento solo. Ti senti solo? Sì, perché c'è stato Meglio troppo... solo. Lo so, però troppo stacco con l'anno scorso. L'altro anno eravamo in 4 a presentare, quest'anno da solo. Vabbè, Gabriele. Tu lo sai, io non sono proprio un presentatore di qualità. E vabbè, però magari non è che hai trovato una donna, io vorrei tanto una donna. Ah, sì? No, Cioè, ma voglio dire, no, ancora, che mi aiuti a presentare, magari che sia bella per carità, ma soprattutto brava. Ma brava io ce l'avrei. Magari una cantante. A voglia. Ah, è una cantante, però che abbia anche una bella voce. Beh, normale. Ce l'abbiamo? Che cantante è? E chi è? Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo? Chi stavate cercando? Sì, Daphne Barillaro. Ah, ma è lei! Ma potevi dirmelo prima. Sono stati esauditi tutti i tuoi desideri, hai visto? Sì, sono contentissimo. Bastava che mi dicessi subito abbiamo Daphne e io capivo subito. C'era bisogno di dire che veramente io vorrei tuffarmi nel tuo giardino. Perché c'ha questi fiori bellissimi. Cominciamo bene. Che? Cominciamo bene. Volevo farti un complimento. Posso farti un complimento? Certo. Vabbè, aspetta che ci penso che poi mi verrà. Va bene, andiamo avanti. Allora, ho idea che sarà un'edizione impegnativa. Sì, anche per me. Io però volevo avvisarti che non siamo proprio soli. Infatti ho la sensazione che ci sia qualche altra novità quest'anno. Eh sì, c'è l'orchestra. Abbiamo la Mille Voci Band. Eccoli Andiamo da qui. loro. Ma complimenti, ben trovati la Mille Voci Band. Sì, band, guarda che band. Poi non so se hai visto delle sedie vuote da quella parte. Vedo. Sì, però saranno presto riempite con i cantanti che si esibiranno tra poco. Quindi saremo tutti in buonissima compagnia. Assolutamente perché sì. Ho visto che quest'anno abbiamo dei grandissimi ospiti, grandi amici di Mille Voci che fanno ormai parte della famiglia di Mille Voci da tanto tempo, anche delle persone nuove che sono venute a trovarci, quindi possiamo cominciare subito, penso, presentando e introducendo gli artisti di quest'anno. Vai! I Milk and Coffee! Domenico Bartolomeo, Caterina Ferri, Bruno Filippini, Michele, I Radice Cubica, i Romance, Antonio Zavatti, Franco Di Donato si esibirà quest'oggi della nostra band. un altro Franco Dani. Eccolo. E Santino Rocchetti. Guarda quanti sono. Accomodatevi pure. Stanno accomodando i nostri ospiti. Andiamo da loro noi. Avviciniamoci noi. Guarda, che bello avervi qui insieme. Attenti, riusciamo? Ecco. Io mi farei Eccoci un qua, selfie siamo tanti. Con loro. Fammi un selfie. Allora, immortaliamo questa immagine tutti quanti insieme. E diamo subito il via alla nostra 15ª edizione di Mille Voci. Allora, io mi avvicinerei proprio a colei che l'anno scorso mi affiancava nella presentazione di Mille Voci, vale a dire Morena Rosini. Oh, grande Morena con i suoi Milk and Coffee. Più bella che mai. Tu sei come il vino, migliori nel tempo. Eccolo.
Per l'occasione, caro, l'ho fatto per l'occasione. Per Sì, miglioro perché così bisogna fare. È così, bisogna. Denominazione originale controllata. Quest'anno tu non ti cimenterai come presentatrice, ma proprio come cantante. Sì, insomma. sì, con il mio gruppo, con i Milk and i Coffee. Milk and Coffee. Sì, Irina, Monica, Daniel e Morena. Bene, Facciamo un brano. Un applauso. Grazie, Ai Milk and spontaneo. Coffee abbiamo... No, vabbè, è il minimo. Senti, no, facciamo un brano, me lo autopresento. Certo, Sì, un brano- sei capacissima, hai presentato un brano. un'edizione di Mille Voci. Io posso tutto al più fare Lubra. Tutt'al più. Salve. Salve, bravo. Però, No, facciamo un brano poi- che si chiama Stiamo ancora insieme, che non è a caso e che proprio parla della nostra storia di 30 anni che stiamo... Quanto insomma, dura la canzone? 30 anni, no? No, dura 3 minuti e mezzo, 3 tranquillo, però è racchiuso 30 anni, 30 anni riesci. di carriera, quindi sì, è proprio autobiografica questa canzone. Bene. Va bene? Bene, allora, felicissimi di avere qui con noi in questa puntata di Mille Voci i Milk and Coffee. Prego. Un'altra sera insieme sopra un palco, che sia uno stadio, un teatro oppure un parco. Il viso della gente che ci ascolta è un bel vedere, il sale per chi fa questo mestiere. Ogni sera a vivere emozioni, le stelle della notte siamo noi. Il tempo non è passato ma la voglia di cantare è sempre grande come un immenso mare. Stiamo ancora insieme, mano nella mano, una sola cosa noi, più forti di un vulcano, ad inseguire un sogno che come per magia si avvera ogni sera e musica sia. Stiamo ancora insieme, tra mille parole, tra le tante storie che racconta le canzoni, e guardiamo avanti senza mai paura, spinti da una voglia che sappiamo pura. Devono vivere così, nel regalo un privilegio, sì. Il nostro impegno è far sempre bene e anche meglio, e dare un senso e felicità al risveglio. Imparare ogni giorno qualcosa di più, perché in fondo la vita è una sfida infinita, e abbassare lo sguardo c'è un senso di resa, come una corda appesa che ti vuole con sé. Insieme, mano nella mano, una sola cosa noi, più forti di un vulcano, ad inseguire un sogno che come per magia si avvera ogni sera e musica sia. Le luci poi si spengono e la gente torna a casa magari canticchiando. C'è sempre chi ti aspetta con un
un foglio da firmare e tu sei pronto per ricominciare. E grazie ai Milk and Coffee abbiamo iniziato alla grande. Io vorrei qui vicino a me Domenico Bartolomeo. Grandiosi Mille Voci Band, grazie. Allora, Domenico Bartolomeo, adesso la battuta l'hanno fatta molti prima di me, quindi io arrivo proprio ultima su qual è il nome e qual è il cognome. Allora, il nome è Domenico. Domenico. Il cognome è Bartolomeo, quindi ci ho preso. Ma spesso me lo chiedono, sì, vero? perché è normale, perché sembrano due nomi in effetti. Però, insomma, Domenico Bartolomeo è un affezionato di Mille Voci. Assolutamente sì, ormai sono diversi anni che sono qua, con grande piacere peraltro, perché ci sono degli artisti molto molto validi E anche tu sei fra quelli. A Domenico piace molto cantare la musica leggera, la musica melodica, ma sì, avremo modo di ascoltarlo durante questa edizione. Oggi che cosa ci canti? Oggi cantiamo una bellissima canzone di Don Bachi, L'immensità, che è una canzone, insomma, a me personalmente piace moltissimo, spero che... Sicuramente piacerà che molto piace anche a anche agli noi. spettatori. Bravissimo, una canzone molto difficile e impegnativa, quindi siamo tutti con te. Un applauso a Domenico Bartolomeo. Grazie. Io son sicuro che per ogni goccia che cadrà un nuovo fiore nascerà e su quel fiore una farfalla volerà. Io son sicuro che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me. Non mi scorderà, sì, io lo so, tutta la vita sempre solo non sarò. Troverò un po' d'amore anche per me che sono l'unità nell'immensità. Saprò essere un piccolo pensiero nella più grande immensità del suo cielo.
Grazie, grazie. Domenico Bartolomeo, prego, accomodati, andiamo al nostro posticino. E ora però io invece vorrei presentare una giovane cantante. Lei studia, oltre che canto, pianoforte, chitarra, recitazione, persino burlesque. È stata recentemente finalista ad Area Sanremo. Sto parlando di Caterina Ferri. Eccoti qui, prego. Caterina, è la prima volta che fai televisione? Non credo. No, mi pare no, sono stata su Rai 2, TV 2000, ho fatto diverse esperienze televisive. Ma ho letto anche di alcuni musical. Sì, principalmente giro per la Toscana e la Liguria, nelle vesti, diciamo, di diversi personaggi a seconda appunto del musical che devo interpretare. Fai anche degli inediti? Inedito, il primissimo me l'ha regalato il grande Paolo Limiti e Giovanna Nocetti, e tra l'altro ne stiamo preparando altri 2 e prossimamente usciranno. Benissimo. Uno tra l'altro firmato da Giovanna Nocetti e da regista Paolo Pivetti. Allora, invece stasera noi ascoltiamo una canzone famosa, famosissima, Sì, una già cover. lanciata dai Mattia Bazar. Sì, esattamente. Vacanze romane. Romane. Ascoltiamo. Grazie. Dove sei? Eri con me. Oggi prigioni tu, prigionierai io. Romantica
Grazie. Ma complimenti! Grazie mille Grazie. davvero. Grazie a voi. Per questa vacanze romane. Bene, adesso io ho il compito di presentare il principe azzurro, e detto così penso che avrete capito benissimo di chi sto parlando. A voi un grande amico di Mille Voci, Bruno Filippini! Come stai, Daphne? Sei diventata bravissima comunque, devo dire la verità. Hai studiato molto. Vero, ho preso so. lezioni, quindi mi sono molto impegnata per presentare questa edizione di Mille Voci. Sono molto contenta e ringrazio Gianni Turco che... Certo, bisogna sempre ringraziarlo, Gianni. Assolutamente sì, beh, io in particolar modo devo certo, dire. Certo. Allora Bruno, io ho pensato a te proprio qualche giorno fa perché guardare i classici della Walt Disney è un piacere. Quindi ci siamo messi lì e guardavamo La spada nella roccia e io mi sono assolutamente vantata con gli amici e dicevo io conosco chi è che ha dato l'avvio a questo cartone animato della Walt Disney. Sì, devo dire sono stato anche fortunato perché il direttore all'epoca, ti parlo del 1963 se non sbaglio, era un ex tenore della Cappella Sistina, dove io ho cantato per 5 anni, essendo un ragazzo cantore, ero solista contralto, quindi lui sapeva scegliere le voci adatte, ecco perché devo essere grato a lui e alla Cappella Sistina. E ha scelto proprio bene. Sì, e poi ho fatto anche altri due cartoni animati, cioè ho prestato la voce a questi 2 cartoni animati, che uno è Biancaneve e i 7 nani, e tu mi hai chiamato giustamente il principe azzurro, perché eri il principe azzurro di Biancaneve, che è vero. La svegliava col bacio, ma cantava questa bellissima canzone, no? Anche per lei. E poi ho fatto anche il grillo parlante di Pinocchio. Ah, beh, quindi c'è una stella su nel cielo, ogni sogno può pagare e la gioia più serena sa donare. Bruno, cosa invece è? Facciamo un applauso a Bruno che... Grazie ragazzi, grazie. Cosa ascoltiamo invece oggi? Fuggire. È una canzone meravigliosa. Io le sto ritirando fuori adesso. Anche se ci sono dei testi che sembrano retro, ma io lo sto facendo apposta. Bene, quindi ribelliamoci con Bruno Filippini e il suo Fuggire. Principe azzurro, grazie Bruno. Bruno Filippini. Bene, ora sai, è la volta di un grandissimo cantante, io mi avvicinerei da quella parte se permetti perché dovremmo... aspetta, sia un po' distratto. C'è una chicca. Guarda che cosa sta succedendo, guarda lì che cosa succede fra i nostri artisti. Noi gli artisti li coccoliamo. Ma che cos'è? È acqua oppure qualcosa di più, diciamo... È acqua, potrebbe essere gin dall'aspetto. No, forse no. È acqua. Acqua. Vedi? Allora, sta cercando di parlare in italiano il nostro Cesare, allora, che viene Cesare, direttamente... vieni qui Cesare. vicino a noi. Allora, Acqua. Lui è il nostro cameriere e viene direttamente da San Paolo, in Brasile. In Brasile, specifichiamo. Il nostro cameriere brasiliano, lui ha fatto 1000 voci brasiliane, vero? Sì. Ecco. Sentiamo pure la sua voce, almeno una. Vai Cesare, in italiano, abbiamo fatto lezione, eh? Vai, allora. Buonasera. Oh, bravo Cesare. Grazie per tutte. Grazie. Oh, vedi per che... tutte? Poi? Per tutte che? Grazie a tutti. Grazie a tutte. A tutte. Gli piace le donne. A tutti. Questo è Gianni Turco che gli ha fatto lezioni in italiano. Grazie a tutte. A tutti. Lo dico. E come sei? Bellissima. Sì. Questo invece gli ha insegnato tu. Questo gliel'ho insegnato io. Ho capito. E io come sono? Io non ti ho detto niente.
Non lo sa, Bellissimo. Vedi che bruttissimo, vedi, è intervenuto Cesare. anche Cesare, senti che dice Cesare. Gianni. Ripeti a Gabriele, digli, sei bruttissimo. No, Cesare non le fa queste cose, dai. Gabrieli, sei Bruttissimo. Bruttissimo. Non era questo. C'è riuscito però. Vabbè, Quest'anno andiamo abbiamo oltre, Cesare andiamo con oltre. noi, grazie Cesare, che coccola i nostri ospiti, quindi... Bene. Ecco, adesso arriva, ce n'è per tutti, poi abbiamo anche qualche altro piccola bevanda per voi, non vi preoccupate che vi coccoliamo per bene, Sì. abbiamo tempo. Intanto io vorrei... Dopo la prima... Ha fatto la Cioè, scoperta dell'acqua calda. Ha fatto Santino Rocchetti, Santino voleva l'acqua Rocchetti, calda. no, però non tocca a te. No, Tu adesso No, lo so, però non tocca... La seconda bevanda è quella calda. Certo, perché a forza di stare fuori dal frigorifero diventa calda, è normale. Io però... Eccolo! Mi raccomando, questa non la tagliamo, vero? No, questa la perché è teniamo bellissima, così questo è com'è. un momento... Peccato che non sono Allora, caduti i bicchieri. aspetta. Senti, Prima- mentre lui continua a distribuire per prendiamo il guadagnare centro- tempo... Sì, ma perché? Abbiamo un altro Allora, grande abbiamo ospite. un grande ospite, un amico carissimo di Gianni Turco, di tutti noi, Sì, un cantante dalla voce molto calda, sì. che chiamiamo qui vicino a noi. Lui è Michele! Michele! Michele. Un gentleman, So che hai proprio in programma un nuovo album di musiche da ballo. Quindi... Sì, io ogni tanto scrivo canzoni per le orchestre da ballo e questa volta però me le canto io. Oh, che bello. Questa è una canzone che uscirà con le edizioni Caramba. Se qualcuno vuole la base va lì e se la prende e se la canta. Stasera la canto io però. Quindi Michele ci canta questo brano da questo suo nuovo album di musica da ballo. Il brano si intitola Una donna italiana. Ma certo! Quindi una dedica a tutte le donne italiane. Ma certo! Il nostro Michele! Lo so che vorresti 1 milione di euro. Lo so, spiagge bianche, merengue e caffè. Non me lo dire, lo so, star su un'isola oltre l'oceano. Però quel che cerchi a 2 passi da te. Hai la cosa magica, più bella e più fantastica. Una donna italiana che ti guarda e ti balla nel cuore. Una donna e una notte ruffiana sotto un cielo che sembra la me. Una donna italiana che la sogni per fare l'amore. Una donna e una notte latina che così al mondo sai non ce n'è. Lo so che vorresti essere giovane sempre. Lo so, bello come l'attore di un film. Non me lo dire, lo so, avventure, una moto bollente. Però quel che cerchi a 2 dita da qui. Qui hai la cosa magica, più bella e più fantastica. Una donna
sembra la me. Una donna italiana che la sogni per fare l'amore. Una donna e una notte latina che così al mondo sai non ce n'è. Nel cuore, una donna e una notte ruffiana, sotto un cielo che sembra la me. Una donna italiana, che la sogni per fare l'amore. Una donna e una notte latina, che così al mondo sai non ce n'è. Veramente molto coinvolgente, quindi stiamo pure noi dietro con Gabriele a ballicchiare su questo brano di Michele. Bene. Ora io faccio la cantante, sono una cantante, una presentatrice e ho con me il co-conduttore di Mille Voci, che come sapete è anche un artista, oltre a essere un presentatore. Lui è un comico, un imitatore e quindi abbiamo il piacere di avere con noi il nostro Gabriele Marconi. Eccolo! Ehi là! Ti disturba? Con gli attrezzi. Con gli attrezzi del mestiere, pronto per regalarci una tua chicca. Sì. Ti piace piuttosto la mia giacca? Come mi sta? Mi trovi in forma? Più che altro ti trovo informato, devo dire. Sì? E vuoi informarti pure tu? Se ti interessa c'è pure l'inserto. Vedi? Vabbè, qui questo però è un gilet. Okay. Però non è un gilet qualsiasi, questo è famoso. Ci sono andato pure in televisione con questo gilet, prima il Rai, poi alla 7. Per me è il massimo gilet. No, vabbè. Carina, sì, bene. Ti spiego poi. Vabbè, lo spiego a tutti, lo spiego anche a loro, anche a Cesare che sta distribuendo da mangiare. Che ti vuoi accomodare lì? Ti aspetto, io ascolterò con molto interesse. Grazie. Ciò che ha da dirci e da raccontarci per farci ridere Gabriele Marconi. Per farci ridere già sei troppo impegnativa quando dici questo. Io mi fanno fare il comico, io sono una persona seria, tant'è vero che mi sarebbe proprio piaciuto fare il giornalista, però non un giornalista così, deve essere un giornalista di successo. I giornalisti televisivi soprattutto di successo hanno una o due caratteristiche in comune: puntano sulla voce e sulla notizia, e l'importante è che siano, diciamo, ecco, il loro stile deve essere particolarmente riconoscibile. Per esempio Bruno Vespa e lui, come dire, punta sulla notizia, deve essere molto attuale, altrimenti lui non la dice a porta a porta. Buonasera da Bruno Vespa che vi parla. Questa sera porta a porta parliamo di terza età, soprattutto di come oggi la terza età sta riscoprendo una sua nuova giovinezza. A questo proposito, a Londra, una notizia molto importante, sta avendo grande successo una nonna di 86 anni che ha un particolare lavoro. È una donna escort, appunto, a 86 anni. La donna ha dichiarato: prendo le mie precauzioni, sul comodino metto sempre il bicchiere per la dentiera. La donna ha poi aggiunto: ho tanti clienti perché li ospito in un ambiente confortevole. Più che confortevole lo definirei molto caldo. Praticamente la nonna escort riceve
in una camera ardente. Parliamo sempre di donne, ma dall'Inghilterra passiamo alla penisola arabica, dove, pensate, nonostante le restrizioni, una dottoressa sta cercando, ormai ha cominciato più che mai a curare l'omosessualità con l'utilizzo di supposte, ma con dei risultati controversi. Guarisci solo se le pigli nel Kuwait. Bene, la stessa cosa però la fa anche un altro giornalista, il direttore del TG La 7, Enrico Mentana. Buonasera, veniamo subito a una notizia che ci è arrivata pochi minuti fa in redazione, vale a dire a Brescia un treno Eurostar è stato bloccato in partenza perché i macchinisti sono stati trovati completamente ubriachi. Grande sollievo per i passeggeri che hanno dichiarato: abbiamo rischiato di viaggiare su un Freccia Rosé. Sul caso è intervenuto anche il ministro dei trasporti dicendo: i macchinisti erano ubriachi perché il percorso era a Brindisi mentre sei ancora a Brescia. Sarebbe il caso di dire che era un treno ad altissima velocità. Bene, un'altra notizia che arriva dalla capitale, a Roma, parliamo di un incidente che fortunatamente è finito bene. Un anziano è caduto dal balcone del terzo piano ed è sceso giù su una montagna di rifiuti. L'anziano sta bene e verrà raccolto tra 15 giorni. Ma lo stile più inconfondibile è quello di un altro giornalista, Luca Giurato. Mi viene da ridere, dice: poi perché c'è da ridere su Giurato? Dov'è la battuta? E l'ho chiamato giornalista. E che Luca Giurato vive un giornalismo tutto suo. Sì, perché lui, come dire, punta sulle parole. È fatto di parole questo giornalismo, soprattutto parole storpiate, e poi però le ridefinisce a modo suo. Lui ha due grandi fisse, ha la fissa per la musica e per le donne. Poco tempo fa lui ha letto una canzone famosissima, il titolo anche di Vasco Rossi è Vita spericolata, e sentite cosa ne è venuto fuori. Vai! Voglio una gita spericolata, una gita matta che parte da qui. Voglio una gita che se ne frega di far 200 chilometri o giù di lì. Voglio una gita che mi porta a incontrare una di quelle che non dormono mai. Si chiama Rita, i clienti davanti, costa poco e tu ce lo sai. E poi discuteremo come si fa, se la tariffa è appropriata e quindi va. Mi sa però che non succederà mai, non c'ho il portafoglio e mo sono guai. Daphne, dove sta la mia bellissima Bartillaro? Eccola, la bellissima Daphne Bartillaro. È una... Io posso dire che a questo punto... Che te ridi? Ridi, ma ridi perché... Aspetta, ridi di me o ridi di Luca Giurato? No, rido di come imiti Luca Giurato. La canzone mi è piaciuta tantissimo. La canzone io l'ho recitata, logicamente, ma perché lui non canta, però lo farò cantare presto. Questa potrebbe essere anche una chicca da mettere... magari nel prossimo anno lui studierà... E canterà questa canzone, forse ne altre ancora. No, sei splendido, bravissimo. Grazie. Io ho l'onore di presentare con mille voci, con l'uomo dalle 1000 voci, quindi voglio dire, sono doppiamente fortunata. Bravo Gabriele, complimenti. 999 perché 999. No, non ce la facevo più con la voce che la stanchezza a volte è pure... Oddio, che sta succedendo lì? Cesare, vedi? Che Cesare fai si lì? occupa un po' di tutto qui. Cesare sistema, pulisce. Vedi, guarda che bravo che è. Ha servito aperitivi a tutti, quindi... Beh, lui ha fatto il danno e giustamente cerca Bravo Cesare, grazie. Grande.
E lui il bastone come lo no, dico il bastone Non può, no, ti prego. No, non ridere. Io mi avvicino qui perché vorrei presentare invece un trio. Sono 3 e loro vengono da Napoli. I Radice Cubica, eccoli lì. Salve. Allora, vediamoci qui. Scusate il disordine, ho avuto gente stasera. Vedi? Gabriele è tutto fare, presentatore, imitatore, valletto. Che musica fate? Allora, a voi? noi piace sperimentare e principalmente facciamo un hip hop crossover, ovvero quindi un hip hop crossover, ovvero un genere che si sfizia in tutti gli altri, dal pop al rock al jazz e così via. Ah, complimenti, voi Grazie. poi siete giovanissimi e autori anche Delle scriviamo vostre... tutte le canzoni Sì, noi. ma per cantare tutti questi stili così Sì. diversi, così, serve il navigatore? Può essere, sì. Cioè, nel senso... A volte ci perdiamo, dico la verità. No, sì. non vi perdete. No, mai. mi è capitato di perderci ogni tanto. E qual è lo scopo del vostro gruppo? Semplicemente fare musica così o volete dimostrare Allora, lo qualcosa? scopo del Vogliamo nostro lanciare gruppo un messaggio? è diciamo principalmente quello di poter lanciare un messaggio tramite le nostre canzoni di amore, visto che al giorno d'oggi è sempre più difficile trovare delle persone, soprattutto dei ragazzi, che portano avanti questa tesi, tra virgolette. Questo messaggio. E infatti stasera la canzone che porteremo è proprio sulla nostra città. Ah, quindi che tante un volte omaggio a viene Napoli. screditata, è ovvio. Come si intitola il titolo di questa canzone? Napoli. Ah, che fantasia! Un È omaggio già la al fantasia nostro... di Le cose Napoli. semplici sono le migliori. Bravo. È un omaggio al nostro Gianni Turco, no? Per cui facciamo un omaggio a Gianni con la canzone, con questa canzone per Napoli, che è anche la sua città. Quindi... E certo, per tutti i napoletani del mondo, diciamo, che sono anche emigrati. Bene, va. bene. Allora possiamo già annunciare la canzone, l'hanno annunciata loro, Napoli. No, Con l'accento? io faccio come i giapponesi, hanno tutti gli accenti, fanno tutti. Io faccio Napoli. Così, Sei multietnico, ecco. diciamo. E invece loro si chiamano i Radice Cubica. Napoli o mare, puro sole. Te ne vai a Napoli ma ci rimane un cuore. Napoli è una mamma, capo bene figlia. Napoli è una città e una famiglia. Napoli è una città e una famiglia. Tu l'occhio a mamma che ti porta a Napoli. A città la pizza e San Gennaro che miracolo. Mi sei che sta città ci sta chi ancora. Continua a lottare pure se non riesce a campare. Napoli è una giornata sole pure a dicembre. Napoli o calore che darà tutta sta gente. Napoli sei guaglione, a Bascia Nurione che giocano a pallone con lì delle maratone. A Capital Roosevelt e do divertimento. A pizza è nata cala, ha creato un guagliuncello. Napoli sei tradizione, Napoli a tarantella. Napoli è una colazione con una sfugliatella. A città più bella del mondo venimmo criticata. In da sto mare azzurro affondano sti strunzate. Camorra, munnezza, non parla se non lo sai. A Napoli chiagna quando arrivi e quando te ne vai. Napoli o mare, puro sole. Te ne vai a Napoli ma ci rimane un cuore. Napoli è una mamma, capo bene figlia. Napoli è una città e una famiglia. Napoli o mare, puro sole. Te ne vai a Napoli ma ci rimane un cuore. Napoli è una mamma, capo bene figlia. Napoli è una città e una famiglia. Caffè di mattina nel primo bar in centro. L'elisi perfetto, non si può chiedere altro. Ammira il paesaggio, ti assicuro non è un miraggio. Chi si trova di passaggio poi si ferma tutto l'anno. Cammina per la strada guardandoti attorno. Napoli ogni giorno ti farà vivere un sogno. Se hai qualche problema vai vicino al mare. Lui ti saprà ascoltare e farti trovare pace. Un giorno all'improvviso io mi innamorai di te. DNA terrone, oltre questo non voglio niente. Dio ha fatto Napoli come paradiso. Forse è per questo che noi viviamo sempre col sorriso. Potranno dire tutto su di noi le televisioni, ma solo qui potrai provare certe sensazioni. Non servono spiegazioni, qui parliamo di emozioni. Come dice il detto, vedi Napoli e poi muori. Napoli o mare, puro sole. Te ne vai a Napoli ma ci rimane un cuore. Napoli è una mamma, capo bene figlia. Napoli non è una città, è una famiglia. Napoli o mare, puro sole. Te ne vai a Napoli ma ci rimane un cuore. Napoli è una mamma, capo bene figlia. Napoli non è una città, è una famiglia. Pire Napoli e poi muore, sinto senza buono. Trovo tanta comprensione, la gente che te lo cuore. Ram c'è in mano, chiamo un coppo lungo mare.
facciamo una camminata sotto a sto sole. Che raggio c'è scarfo cuore pure l'anima. Si pensa che la città già mesce nelle lacrime. Cosa potesse in mezzo a c'è sto panico che il traffico non si trova. Non posto pa' macchina, a Rumenico Vicchiarella fuori un bar. Io che carte 3 fui a casa perché sto Napoli in mezzo campo. Abituati timbrolo, lo scudetto Maradona. Refi metodo e troisi per televisione. A Rumenico per forza sa da magna 3. Non ha comincia mattina, si non ti fa un caffè. Tra Vic e Vicariella, trattare a luce e vino. Affrontiamo questa vita, sempre con sorriso. Napoli o mare, puro sole. Te ne vai a Napoli ma ci rimane cuore. Napoli è una mamma, capo bene figlia. Napoli non è una città, è una famiglia. Napoli o mare, puro sole. Te ne vai a Napoli ma ci rimane cuore. Napoli è una mamma, capo bene figlia. Napoli non è una città, è una famiglia. Napoli o mare, puro sole. Te ne vai a Napoli ma ci rimane cuore. Napoli è una mamma, capo bene figlia. Napoli non è una città, è una famiglia. I Radice Cubica. Bravi ragazzi. Con la loro Napule. Napoli. Ma noi adesso però abbiamo un gruppo musicale da presentare tra quelli più famosi. Hanno fatto anche loro la storia. Loro poi, io li vorrei presentare in una maniera particolare perché mi ricordano la mia città. Io vengo da Roma e per cui come si potrebbero chiamare loro? E tu ridi anche per queste cose serie. Guarda, io sto dicendo una cosa poetica, romantica. Scusami, vengo da Roma. Sono senti. seria. Quindi se quindi tu loro vieni sono- da Roma, loro sono i Romance. Quindi mandiamo in vacanza la Mille Voci Band sì, e perché- diamo ai Romance la possibilità di prendersi la scena. Eccovi qui, buonasera, buonasera. ben trovati, bentornati a Mille Voci. Aspetta, Prego. certo. Ogni anno dobbiamo esserci a Mille Voci, anzi salutiamo il nostro patron, ciao Gianni Turco. Perché a Mille Voci chi c'è, chi non c'è non conta, diceva già. I Quindi- Romance contano. I Romance contano, sono qui con noi, quindi noi vi diamo la possibilità di prendervi lo spazio della nostra orchestra. Vedete, abbiamo mandato in vacanza la Mille Voci Band per lasciarvi la scena. Quindi Tu che sei la voce, la canzone come si intitola? Le canzoni, perché abbiamo preso 2 brani del nostro repertorio, La mia donna e Cara amore mio, e l'abbiamo messa insieme, abbiamo fatto un mix. Bellissime queste canzoni. E allora le ascoltiamo subito. Siete pronti? La batteria c'è, Ok. il telefonino pure. Anzi, lo vado a prendere. Scusate, io vado da quella parte. i Romance. Già sai di lei, mi ami, lo so, ed aspettandomi il vestito tuo più bello vestirai, mi guardi e poi negli occhi tuoi scende una lacrima per l'amore che non devi darmi più. Ora tu sai che la mia donna è solo lei. Non potrai capire mai quanto amore c'è negli occhi suoi. Se ti ho amato non lo so. Per un attimo però ho scordato tutto insieme a te.
mio, ascoltami. Quanta nostalgia nella voce mia, mi manchi tanto, sai bene perché. Cara, sembro un altro uomo solo senza te. Vivo perché so che tornerai. Che tristezza provo, il tempo non passa mai. Le nostre mani non cercano più in una stanza buia la felicità. Tornerai, tornerai qui da me. Forse tu cammini già verso di me. Sei lontana, ma io sento che oramai lasceresti dietro te tutto quello che non cerchi più. Caro amore mio, ricordati quanta tenerezza, quanta poesia. Ogni momento mi accorgo che ormai questa vita non è vita, anche se so che tornerai, tornerai qui da me. Forse tu cammini già verso di me. Sei lontana, ma io sento che oramai lasceresti dietro te tutto quello che non cerchi più. Non cerchi più. Grazie. Grazie, grazie Romance. Si deve dire grazie, no grazie così. Grazie Romance. Brave, così. Grazie, La grazie. canzone ne faceva così più o meno, mi Sì, ricordo. sì, più o meno sì. No, no, non cominciamo. Al di là di questo, io vorrei far accomodare, vorrei essere affiancato sempre da lei, da colei che mi sta aiutando tantissimo nella presentazione di questo spettacolo, però adesso in un'altra veste, quella di cantante. E che cantante, e che voce che ha Daphne! Eccola. Guardate che bellezza. Grazie, Sei bella anche dentro. grazie. Le analisi hanno detto che sto bene, Stai bene. discretamente, quindi... No, per dire che non solo quando esci di qua, no? Però anche dentro lo studio. Sei bellissima. Anche dentro lo studio, Sì, grazie. sì. Soprattutto dentro lo E studio. loro si sono, vedi, accomodati, il gruppo originario. Allora, abbiamo ritrovato la nostra Mille Voci Band, Bene. però E io adesso ho bisogno di un po' di... di spazio? Mhm. Non hai bisogno del microfono? No. Perché posso- ce l'hai? Sì, posso usare questo. Io vado a prendere un altro microfono. Ah, eccolo. Potrebbe Vabbè. essere questo? Grazie. Posso. Sono molto contenta. Oh, vedi? vedi quando uno è Una galante? dichiarazione. È proprio. galante, è galante. È galante, grazie. Va bene, io sarò il tuo galante. Sei il mio galante. E tu? Io sarò Non hai la bisogno tua... di essere galantita perché sei brava come non mai anche questa sera. Che Grazie. ci delizierai con... Allora, ho la chicca quest'anno, ho già avuto Chicca. modo di cantare questa Sì? canzone nello speciale Daphne and Friends. Ah?
e la voglio riproporre in questa occasione qui a Mille Voci, accompagnata dal corpo di ballo che vorrei far entrare, sì, accomodare, quindi venite ragazzi. Entrate. E abbiamo questa, avrò modo di esibirmi in questa canzone per le quali ho preso lezioni di francese. Sì, e devo sempre ringraziare la moglie di Franco Dani, Cristiana, per avermi dato queste lezioni e mi provo a cimentarmi nella vie en rose. Senti che pronuncia già. Senti che Vai. pronuncia. Tes yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sous sa bouche, voilà les portraits sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça en fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, il n'est pas de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a joué pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, le grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux à mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça en fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, il n'est pas de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Il me l'a dit, la jouerai pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Ma che brava! Grazie! Sei di una bravura anche come francese. Hai visto? Lo parli come se fosse inglese. Bravissima!
Veramente, no. Io l'inglese lo parlo meglio del francese, non ho studiato il francese, ho avuto questa occasione. Devo dire che anche critici ferrati che parlano il francese hanno detto brava, è andata bene, la poi, pronuncia era buona. Della voce poi che ne parliamo a fare, si sa, insomma. Grazie mille ragazzi, accomodatevi, avremo modo di averli con noi anche in qualche altra occasione, devo dire, quindi sono stati molto carini. A questo punto dovremo presentare... Ci avviciniamo ai nostri ospiti, un altro no? ospite importante. Buon aperitivo, salute alla vostra. Vedi, Devo dire che questo Cesare sta riscuotendo molto successo, vedi? Aspetta che piano piano... Posso andare io? Mi aspetti? Non fare il geloso, vai tu, io quando si tratta di Franco Dani sono geloso, lo ammetto. Franco Dani! Va bene. Adesso Gabriele tiene il broncio. No, perché io gli ho detto... Io ho vinto la medaglia di broncio, ma sai... Perché ho detto, dai Gabriele, fammi andare, vado io da Franco, e lui mi ha, insomma, non l'ha presa in realtà benissimo. tu non lo sai, ma già dall'anno scorso c'è stato qualche È alterco proprio tra una noi. cosa che dura da parecchio, perché questa le facevano gelosia. troppi complimenti e io, tu lo sai, insomma, sono un po' vanitoso, sai, non mi fai complimenti pure a me, poi ci rimango male, e lui si prendeva troppi complimenti, tutti lui, e per me è un rivale. Diciamo, poi è troppo bello, cioè questo c'ha 90 anni quasi. Anni. Si sta guarda come se li vendicando. portano, guarda, Sta che cercando invidia di che ho. vendicarsi, hai capito? No, comunque è molto simpatico Gabriele. Sì, E devo dire che siete partiti alla grande. Grazie. Siete partiti alla grande. Siamo quasi nel finale, Vero? Siamo arrivati quasi alla fine di questa prima puntata. Ringrazio Gianni Turco e sono felice perché ogni anno sono sempre presente. 1000 voci, diciamo che io sono forse uno degli affezionati. Sei arrivato prima di Gianni Turco, degli praticamente. affezionati di 1000 voci, quindi lo ringrazio. Grazie a te per la tua presenza, perché poi ogni anno ci regali dei brani sempre splendidi del tuo repertorio classici, ma anche nuovi. Quindi... Sì, adesso, dato che è la prima puntata, presento il mio nuovo singolo. Un nuovo singolo di Franco Dani apposta per noi qui a 1000 Voci 2019. In italiano? No, in francese. In francese, pure tu. Anche in inglese. Pure in inglese. Ma quante lingue sai tu? Tante. Sarebbe il caso che ti facessi fare un po' scuola. Digli un po' come si intitola. Allora, la canzone è titolata Ti amo. Non fare quella faccia. No, ti amo, effettivamente mi suonava un po' la cosa. Ti amo. Je t'aime. I love you. Adesso, come lo dice lui, capisci che ti si scioglie proprio qualcosa. Vorrei dire anche chi me l'ha scritta. L'autore, Luigi Mosello e Lancioli. Allora, il nostro Franco Dani, adesso di tu il titolo però, capito? Con quelle voci, sensuali, quelle voci, capito? Quelle voci sexy, quelle voci... Sei pronto? Vai. Ti amo, je t'aime, I love you. Wow. A voi, Franco Dani! Ancora Franco Dani, Dicono che il tempo cambia anche i colori e il modo di guardare il cielo. Dicono che il tempo cambia anche il respiro, ma lo sguardo tuo mai. Sei come quando un giorno mi hai dato quel profumo che solo chi ha un futuro può regalare al mondo e a me. Baci e poi sorrisi, si cammina insieme, la tua mano nella mia. Sulla strada i nostri cuori un po' bambini, sempre accanto più che mai. Poi riguardandoti mi sento sempre più un guerriero che non si lascia mai sconfiggere dai giorni e ti ripete sempre
Ti amo, je t'aime, I love you, lo grido forte perché è così. Ti amo, je t'aime, I love you, perché ti piace sentirlo dire. Ti amo, je t'aime, I love you, e ti ringrazio per quello che mi hai dato e mi darai, oltre la vita e oltre a noi. E chi non crede ai sogni non sa cos'è l'amore, e chi non ha mai pianto, non ha abbastanza amato, non ha mai dato niente. La parola amore oggi si sussurra come fosse una bugia. Non me ne vergogno, ma per me è diverso, ti amo e a tutti griderò. E questa è vita se c'è anima e calore dentro, ed ogni attimo sarà un tuo regalo, e voglio dirti ancora ti amo, je t'aime, I love you, da quando esisti nella vita mia. Ti amo, je t'aime, I love you, perché è soltanto la verità. Ti amo, je t'aime, I love you, finché la voce mi accompagnerà. Ti amo, je t'aime, I love you, e si apre il mare davanti a noi. E a chi mi chiederà qual è il segreto mio per fare in modo che sia vivo il nostro amore, bastano 3 parole. Perché è così. Ti amo, je t'aime, I love you, perché ti piace sentirlo dire. Ti amo, je t'aime, I love you. Grande, grande grazie. Franco Dagni. È bellissima questa canzone. Tiramo e gettiamo l'ova. È bellissima, brava. Sei riuscito a storpiare Sì. anche questa canzone così bella e romantica, con ti amo detto in tutte queste lingue. Niente, invece Ma è ce l'hai con me o diventata chi? Tiramo e gettiamo l'ova. Tiramo e gettiamo l'ova di Luca Giurato. Questa è la nuova Vabbè. versione, logicamente. Però noi siamo quasi arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine di questa. Senti come rumoreggiano i nostri artisti. E quello è Cesare. Quello è Cesare, quello è Cesare che ce li distrae. Guarda come Guarda. se la godono. Ah, alla salute, vedi col prosecco. Adesso brindano alla fine di questa puntata. Noi andiamo Belli vicino, ubriachi perché cantano di più, volentieri, certo. certo. ci dobbiamo organizzare però qui con questa storia con Cesare, perché anche a noi arrivi qualcosa, perché qua... Oh, vedi chi Posso? ci vuole bene. Grazie Morena, scusate, ma qui Buono, tutti... molto vedi. buono. Complimenti Guarda, a Cesare. mica Che è? offri. Che ho fatto qualcosa che No, non andava? perché Ti puoi Gianni fidare, Turco, tranquilla. non si può, non si può. Piuttosto, vogliamo far accomodare Siamo il nostro... arrivati, sì, alla fine della nostra prima puntata di questa edizione 2019 di Mille Voci, e siamo arrivati con il The Best. Vabbè, il nostro santo. Santo protettore. Santo più piccolino, Santino. Un santino. Sandrino. Sandrino è un San- santo pure quello. Drino è un santo famoso. Sandrino, io non ho mai sentito che lui si chiamasse Sandrino. Sandrino. Si chiama Sandrino o Santino? Santino Rocchetti. Prego. Santino, grazie. Eccolo qua. Santino
Santino Rocchetti, bentornato a Mille Voci. No, io ormai prendo la pensione, ho fatto domanda di pensione, me l'hanno accettata. 1000 voci pensione. Perciò sto a Faremo posto. un'edizione. E prendi anche una pensione per dormire? Qui Non vicino, chiamatemi ormai? neanche più per le serate perché io sto in pensione 1000 voci. Pensione 1000 voci. Non Adesso pensione nel senso di albergo, di hotel. No, prendo la pensione. dobbiamo chiedere a Gianni Turco in realtà. Quanto gli dai di pensione, Gianni? Parliamone perché qui... Gianni è d'accordo. Questo sta in giro, questo piglia 25.000 euro al mese di stipendio. Ragazzi, non parliamo di queste cifre che poi ci pensano veramente, ci credono. Qui invece facciamo una brutta finanza. Se non ci fosse 1000 voci che ci fa una promozione eccezionale dove andremo a cantare. Grazie a Santino Rocchetti. Hai sentito che ho fatto anche la rima, Gianni? Andresti a cantare a teleobiettivo. A teleobiettivo, poi farei... Non ci sta più. Non ci sta più là. Mille Voci, lo ricordiamo, viene distribuita in più di 200 emittenti regionali, andrà su Canale Italia, su Sky, siamo in America Latina, negli Stati Uniti, in Canada, quindi c'è una grande diffusione di questo programma. Mi hanno telefonato stanotte da Berlino. Io ho detto a mio amico vado a Mille Voci, dice io lo seguo sempre, perciò dico ecco perché prendo la pensione, perché si estende, si espande. Mille Voci continua a crescere, siamo arrivati alla 15ª edizione, abbiamo qui anche quest'anno Santino Rocchetti con... Franca. Ecco, grazie. E poi c'è il grande Mirko. Mirko. Amici. E abbiamo la Four Color Dancer che accompagneranno l'esibizione di Santino Rocchetti. Ma c'è anche Bruno, non si vede ma c'è. Non si vede ma c'è. E poi c'è il corpo de ballo che arriva da Pescia Romana. Voi conoscete Pescia Romana? È vicino Capalbio. Tu vai dappertutto quest'estate, no? Sì. Dove vai però? A Pescia Romana. No, capito? Tu mi dovevi rispondere col titolo della tua canzone, no? Allora, dove vai? Io vado al mare. Così. Vado al mare, dai. Santino Rocchetti in Vado al mare. Veniamo con te. 1, 2, 3, 4. Ballando sull'onda, profondo blues. Se la cantiamo lei ci porta su. Chi spacca lo sballo blues. Amore sul moscone, chi ci ferma più? Voglio andare al mare, mare. Voglio la musica in testa, testa. Sotto la luna innamorata, col tuo sorriso italiano. Col cielo grigio e basta col freddo che fa e basta studiare e lavorare. Sento la voglia di partire, sento il calore e l'asfalto mi brucia. Vorrei fare l'amore con te, partire adesso vorrei partire, non voglio più restare qui. Voglio andare al mare, sarà la fine del mondo, e visitare la città
nata la mia cammita, partire adesso vorrei partire, non voglio più restare qui, voglio andare al mare, sarà la fine del mondo, e visitare la città, sotto il sole italiano, voglio andare al mare, voglio la musica in testa, sotto la luna innamorata, col tuo sorriso italiano, voglio andare al mare, voglio la musica in testa, sotto la luna innamorata, col tuo sorriso italiano. Che sballo, profondo blues, il ritmo balneare non finisce più. E grazie a Santino Rocchetti e a tutti i suoi collaboratori, noi ci siamo preparati, come vedete, ci siamo anche noi organizzati qui col prosecchino, grazie scenderei. al nostro Cesare, perché siamo arrivati a brindare insieme Voi a è tutti il termine voi della puntata. alla fine di E questa quindi prima alzate puntata calici. di 1000 voci nell'edizione 2019, 15ª edizione, quindi brindiamo insieme, anzi finiamo insieme questa puntata, quindi venite, già fatto, vedo dietro, fermiamoci. Oh Cesare, adesso fermati qui insieme a noi, qui insieme a noi un momentino, poi li serviamo un attimo, perché dobbiamo arrivare, concludere questa prima puntata, quindi Sì. venite tutti Tutti qui in centro, perché insieme a dobbiamo noi. cantare tutti assieme questa meravigliosa sigla. Venite, circondateci pure, venite vicino a noi insieme alla nostra 1000 Voci Band, insieme a tutti i nostri amici che ci hanno accompagnato in questa prima puntata di 1000 Voci. Salutiamo tutti voi che avete avuto la pazienza di seguirci, speriamo di avervi divertito e insieme cantiamo la sigla di 1000 Voci. Vai Gianni!